Stai un po' più lunga e tu vieni sulla diagonale, ok? E prendiamo il tempo che siamo ancora un po' in anticipo. Poi sulla palla attaccata a rete lavoro il colpo del pallonetto, sulla palla staccata vado a tirare il corpo del pallonetto, sì, non troppo alto.
attenzione al pallonetto dietro il muro, che non partire troppo sotto, però guarda bene l'attaccante. Per il resto sta andando bene così, sbagliare i colpi e andare fuori dal... Andiamo avanti, dai!
possiamo metterlo proprio dai. Ciao, passo a sinistra sull'alzata, dov'è Molinaroli? Passo a sinistra e
prendi la palla che passa sopra il muro opposto qua, convinto che prende l'altra palla qui, ok? Quindi vado in uno. Tu vai in uno corto a prendere il pallone.
Stiamo più indietro e la costringiamo a battere corto. No? Poi alziamo un po' più le alzate dietro e le stacchiamo un po'. Il pavimento non deve essere così alto e lento, deve essere un po' più veloce, se no andiamo e meniamo. Comunque. Sul centrale il discorso di scendere di più, non restare sotto sul centrale. Dai!
facciamo un pelino già più indietro, ok? Un passettino indietro. E poi andiamo veloci, ci spostiamo. Dai, andiamo, Raga, da poco.
saliamo e andiamo, palla un pochettino più alta, se abbiamo palla buona, pallonetto verso il centro del campo, ma se vuoi fare la palla non devi spezzare il braccio, ma devi accompagnarla come fatto l'altro tanto. Andiamo,
posto 4, lei inizia subito qua perché lei non apre dietro, si appoggia al posto 4. Chiaro, arrivi vicino, tieni la parallela, non sbracciare, ok? Vedi, basta, fuori dal muro, prendi il colpo forte e te stai un po' più indietro, non devi troppo.
Riprendersi, non possiamo. Abbiamo vinto il set, non l'abbiamo perso prima, dobbiamo entrare dentro con più cattiveria. Questo è quello che voglio da voi. Stiamo subendo e il loro gioco. Stiamo subendo il loro gioco, stiamo facendo tanti errori, noi non va bene. Ripartiamo come avevamo finito, raga. Dai,
un po', ragazze, siamo tutte e due un po' stanche, se noi siamo un po' più lucide si fa, quindi stiamo difendendo tanto, ordinata, una volta, sulla ricostruzione, chiamiamo bene la palla forte, vediamo una cosa verso uno.
palla corta, però andiamo sulla diagonale, quindi teniamo comunque a mano davanti. Adesso dobbiamo provarci un pochino di più in difesa, ragazzi.
bene a muro sul 4 che è l'attaccante principale e prendiamo il tempo che non sentiamo quando la palla passa sul nastro, ok? Stai attentissima al pallonetto che prima è caduto per questa dall'invasione, se la palla è vicino a rete stai più sotto, un po' più dentro, a destra, a prendere il pallonetto. Ce lo possiamo fare. palletta, vai dal 4 lenta, non cade. Ci vuole fuori adesso,
Quelli davanti che sono presi davanti dietro, scusate, Ele e presi sotto, il resto abbiamo il realizzatore, quindi prima che abbiamo l'attacco al centro e posto 4, bene? Quindi attenzione a questa cosa e poi andiamo in difesa, ma non